diciamo niente perché non sappiamo niente. Ok. Non sappiamo niente, mi dispiace. Nessuna dichiarazione, queste le uniche parole al telefono di Alessandro Peia, titolare del ristorante Cacio e Pepe, esploso lo scorso 19 aprile per una fuga di gas. Fuga di gas che hanno decretato le verifiche dei vigili del fuoco e dei carabinieri è stata dolosa. Qualcuno infatti ha deliberatamente aperto la valvola di una bombola GPL che si trovava all'interno del locale di via Previtalia ad Abano Terme. La procura dunque non indaga più per crollo e distruzione ma per strage, al momento contro ignoti, visto che la potente deflagrazione avrebbe potuto uccidere qualcuno. Il boato di prima mattina, la bombola potrebbe essere stata aperta verso le 7, in appena 2 ore il gas ha saturato gli ambienti. Sono le 9 quando un'amica dei titolari apre la porta sul retro della trattoria romana, quel giorno chiusa per il turno di riposo per recuperare un portafoglio, avverte l'odore di gas e scappa appena in tempo, un minuto esatto prima dell'esplosione. Le immagini delle telecamere della zona hanno ripreso la scena, ma non si vede chi è entrato o uscito prima di lei. Per questo i carabinieri hanno chiesto di acquisire anche le riprese delle telecamere interne del locale. Da chiarire il movente, chi voleva distruggere il ristorante e soprattutto perché.